Benvenuti a Telefriuli, benvenuti al Punto, questa ultima puntata dell'anno. Abbiamo graditissimo il nostro ospite, il sindaco di Palmanova, la città stellata, Telini Giuseppe. Buongiorno a tutti, ai telespettatori, grazie per l'invito, sono a vostra disposizione. Bene, allora caro dottore, lei è di professione pediatra, per cui insomma dopo le chiederemo qualcosa anche di questo, è già assessore, quindi conosce un po' la macchina, eccetera. La situazione sul territorio di Palmanova, che è sempre nei nostri cuori. Ora, Palmanova e il suo territorio sono una zona estremamente tranquilla dal punto di vista anche dell'ordine pubblico. Si vive in maniera brillante, senza scossoni. Come situazione sanitaria in questo momento siamo in una situazione buona. Io con i report giornalieri che mi arrivano dal Dipartimento di Prevenzione, per esempio, ho 42 persone che sono in isolamento o in quarantena, ma nessuna ricoverata e uno positivo soltanto. Quindi la situazione da quel punto di vista lì è molto molto buona. Noi come Comune riusciamo a fare dei controlli, abbiamo dato delle direttive alla Polizia Locale affinché vengano fatti i controlli soprattutto nei locali pubblici, affinché la gente possa vivere in sicurezza anche svagandosi. Bene, quindi insomma tutto sotto controllo, diciamo così. Ecco, l'economia di zona ne ha risentito di questa situazione o sta riprendendo? Come la vede lei? È chiaro che come tutte le zone, anche la zona di Palmanova ha risentito, però diciamo che per quanto ci riguarda abbiamo avuto un contraltare che è stato il turismo magari di quest'estate, che sicuramente ha portato dei benefici non solo a noi ma anche ai paesi limitrofi che vengono, diciamo, i cui territori vengono percorsi dai ciclisti dell'Alpe Adria, per esempio. Ci sono circa 50.000-60.000 passaggi d'estate. E devo dire che per esempio il nostro Infopoint di Promo FVG ha registrato nei mesi di agosto e luglio ben 2.000-3.000 contatti, che sono contatti non di tutti i turisti in totale, ma di quelli che solo vanno a chiedere notizie. Ciò presuppone che ci siano altrettanti un giro insomma, abbastanza importante. Molto importante, sì. Ecco, naturalmente avete anche delle opere in itinere, dei lavori, investimenti. Mi pare che avete il problema delle caserme dismesse, no? Allora, le caserme dismesse sì, in effetti è un grossissimo problema. Le possiamo distinguere in due tronconi. Uno, le caserme già di nostra proprietà, l'altra invece che sono di proprietà del demanio civile. È chiaro che su queste noi non possiamo incidere più di tanto, mentre sulle quelle di nostra proprietà stiamo facendo una serie di ragionamenti, perché crediamo che, mi riferisco in questo caso alla caserma Edera, che è una superficie immensa, che una scelta sbagliata in questa zona sarebbe pregiudizievole per il futuro di Palmanova. Quindi abbiamo iniziato un percorso assieme alla sovrintendenza e assieme al demanio civile, appunto, per individuare, per fare un punto sulla valorizzazione di questi beni. Si chiama PUVAT, questo tavolo di concertazione. Sì. E siamo arrivati alla conclusione ci sono stati due progetti, uno che individua Palmanova come città di un polo tecnologico per la salvaguardia dei centri abitati e del patrimonio culturale esistente. L'altro invece il polo della biodiversità ambientale sul tema della salvaguardia in generale e sul rischio in generale. Adesso non posso entrare nei dettagli. Sì, ma però insomma la cosa è complessa, no? Sì, sì, però in effetti c'è un primo approccio per dare un'organicità all'intervento. Sì. Ecco, quindi, poi ci sono anche altre opere, lavori in corso, progetti. Allora, abbiamo tantissimi cantieri aperti, ben 5 in tutta la città, che si occupa essenzialmente dei beni architettonici, oppure anche di opere pubbliche come il sottopasso di San Marco, la scuola elementare, il campo sportivo. Diciamo che abbiamo altri 10 milioni di euro da investire nei prossimi 5 anni, sono tutti soldi che arrivano dallo Stato e dalla Regione e che diciamo, rappresentano un impegno abbastanza importante per l'ufficio tecnico che deve pianificare gli interventi. Comunque siamo stati in grado di spendere e saremo in grado di spendere questi soldi e quindi possiamo anche sperare che ci arrivino altri finanziamenti. Cioè, insomma, la macchina organizzativa è a buon punto, quindi io direi proprio di sì. Ecco, poi c'è la questione dell'ospedale sempre in piedi, no? Che mi pare che è stato
rinverdito un po' nelle sue funzioni, e comunque è un centro Covid, no? Se non Allora, in questo sbaglio. momento l'ospedale del centro Covid sta pagando un grosso prezzo a favore della comunità, e questo non ci dispiace assolutamente. Quello che in effetti ci dispiace in effetti è vedere che non c'è, per quanto riguarda l'ospedale di Palmanova, una programmazione certa che consenta agli operatori di avere una prospettiva futura di carriera per cui decidere di restare a lavorare a Palmanova. Noi chiediamo questo all'amministrazione regionale, che ci sia veramente data una missione a questo ospedale in modo che tutto sia chiaro e in modo che appunto si possa esprimere al massimo la potenzialità dello stesso C'è ospedale. una certezza, insomma, Esatto, di rimanere. Questo serve assolutamente. Anche perché è una struttura, insomma, importante. Assolutamente sì, ha un bacino d'utenza di circa 50.000 abitanti, 80.000 abitanti, per cui in genere fa da filtro all'ospedale di Udine, che in effetti in questo momento è sotto tensione, per cui se gli danno questa missione di detendere la tensione che c'è a Udine, credo che troveremo la soluzione. Ecco, poi c'è sempre la situazione delle scuole, che mi pare che avete messo tutte in sicurezza, no? Anche... Allora, la scuola elementare è messa in sicurezza, manca ancora qualche particolare, speriamo di riuscire a riaprirla entro l'anno scolastico prossimo, però di questo non posso dare certezza, perché ci sono stati dei contrattempi non dipendenti dalla nostra volontà. Ultimamente abbiamo notizia di oggi che l'Istituto Superiore ISIS di Cervignano, che ha una sede staccata a Palmanova, è stato attribuito un corso di un liceo linguistico di nuova istituzione. E quindi insomma una nuova offerta questa, sì, formativa. Informativa, sì. Bene, poi ci sono tante associazioni a Palmanova, perché mi pare che il volontariato è molto sì, sicuramente radicato, no? C'è un humus di volontariato molto diffuso, per cui adesso non ricordo il numero esatto delle associazioni di volontariato, ma sono sicuro che c'è un grossissimo fermento, sì. Fanno parecchie iniziative anche di buon livello, per cui noi siamo estremamente contenti e stiamo sempre, le supportiamo costantemente, anche un pochino, anche economicamente, e avranno sempre il nostro appoggio, perché in effetti sono, diciamo così, qualcosa che fa vivere la città in maniera... Un punto di riferimento anche esatto. Per l'amministrazione comunale, quando no, deve avere un aiuto particolare. Ecco, voi magari siete adesso in tema di bilancio, quindi le tasse come sono? Perché tutti chiedono un momentino come... Allora noi non abbiamo ancora affrontato, perché di solito le tasse si fa in sede di bilancio di previsione, ma credo che non ci saranno scossoni. Cose scossoni, assolutamente. Insomma. Ecco, gli eventi verso la fine dell'anno, ormai mi pare il Capodanno non viene festeggiato in piazza, per cui no, mi pare che le cose sono un po' più chete, diciamo così. Esatto, in effetti c'è stato anche un pressing giusto degli organi di governo, la prefettura in particolare, per far annullare gli eventi che avrebbero portato assembramenti che sarebbero potuti andare fuori controllo. Quindi abbiamo annullato sia il concerto di fine anno che i piccoli falò epifanici. Quello che invece speriamo di mantenere in piedi è la stagione estiva, che prevede eventi molto importanti anche di carattere internazionale. Ecco, quindi magari prego. Se vuol dire qualcuno, così facciamo un po' di pubblicità. Mi pare che Ben Harper, che credo che sia un artista molto sì. conosciuto, sarà il punto di diamante di questa stagione estiva. Quindi tutti gli appassionati, insomma, sono già su chi va là. Ecco, senta, facciamo un passo indietro sull'organizzazione generale, no? Il dopo UTI come lo vive? Allora, diciamo, l'UTI non era completamente decollato, e quindi in effetti gli effetti che avrebbe potuto portare non si sono visti quella volta. Adesso in effetti noi comuni di medie dimensioni, tutto sommato non soffriamo più di tanto. Sì. Quello che vedo vicino ai comuni vicini a me, quelli piccoli invece stanno soffrendo in maniera incredibile, perché non trovano personale, non hanno supporti dalla regione, per cui bisognerà che si scelga un'altra strategia per sostenere questi piccoli comuni. Ripeto, per i medio-grandi come noi grossi problemi non ci sono. Noi in questo momento qua siamo con la pianta organica completa, tranne 2 operai, ma che risostituiremo fra poco, quindi grossi scossoni non ci sono, però in effetti vedo anche i comuni vicini che chiedono aiuto e magari noi non siamo in grado di darlo. Ecco, come segretari comunali come siete? In questo momento abbiamo un vice segretario che facente funzione, e adesso procederemo verosimilmente alla nomina entro 6 mesi dalla mia elezione.
Bene, quindi allora vi state organizzando insomma, per rivedere un po' anche questo tema. Ecco, c'è un tema che la Regione ha posto ancora tempo fa, dopo che le province sono state praticamente cancellate, Giulia, quello è il tema dell'area vasta, no? Di queste aree piccole. Come lo vede lei? Ne parlate fra sindaci, fra amministratori, oppure è un tema che è un po' sopito? Ecco, è proprio un tema non caldo assolutamente. Sì. In effetti questo lo posso dire perché non c'è nessuna proposta da parte dei colleghi contabili per fare queste, chiamiamole unione, che non mi ricordo il nome esatto. Comunque mi pare che anche nel resto della regione non ci sia stata una grossa rispondenza, una grossa risposta a questo tipo. Avete altri problemi da affrontare adesso, esatto. Mi pare. Per cui siete in prima linea. Per adesso non ci pensiamo in questo momento. Ecco, mentre mi pare che per quanto riguarda anche i benefici sono stati dati, no, sia dalla Regione che dallo Stato, in questa questione pandemica sono stati, insomma, le amministrazioni sono state in prima linea, no, su questo. Sì, in effetti abbiamo avuto parecchio sostegno, la difficoltà è stata quella logistica di distribuire i vari aiuti, ma ci siamo riusciti grazie all'organizzazione che comuni medi, piccoli, medi, grandi come i nostri hanno, per cui non ci sono stati grossi problemi. Adesso finiremo per dare gli ultimi aiuti di fine anno e quindi siamo... Ma ha aumentato un po' il disagio sociale? Questo assolutamente sì. La pandemia ha fatto emergere situazioni che non erano mai, persone che non erano mai state a contatto con il servizio sociale che si sono presentate. Però devo anche dire che per quanto riguarda Palmanova c'è un servizio sociale veramente efficiente, non perché prima ne ero a capo io, ma comunque efficiente, sa di quello che parla. Veramente efficiente, che riesce a dare risposte concrete a tutte le persone. Quindi anche da quel punto di vista lì non sento, il disagio c'è, però non è esplosivo. Ecco, insomma, un resume di fine anno può dire positivo, insomma. Io direi di sì, e approfitto appunto per fare gli auguri, a tutti quanti, a tutti i cittadini di questa regione per un felice e prospero 2022. In modo che sia buono e magari senza paura, no? Perché speriamo, questa è la speranza che ci... l'altro giorno sono andato nelle scuole e i vari bambini piccoli mi hanno dato dei bigliettini e almeno in 3-4 di questi qua c'era scritto che il Covid se ne vada. Questo era l'auspicio che i bambini hanno e questo credo che sia l'auspicio che abbiamo anche noi. Bene, allora noi ci sposiamo a questa intenzione dei bambini, naturalmente. Allora ringrazio tanto il sindaco di Palmanova. Grazie ai telespettatori. Tellini, e naturalmente tornerà sicuramente a il nostro ospite. Bene, allora alla prossima e naturalmente speriamo che questo anno se ne vada e che il nuovo ci porti delle novità, magari una serenità e una pace interiore che serve a tutti. Alla prossima.